Benvenuti, sono Robert Princic, azienda Gradisciutta. Benvenuti a San Floriano del Coglio. Siamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia, nel cuore del Coglio. La nostra azienda rinasce in qualche modo nel 97. L'azienda è a carattere familiare, l'ha fondata mio padre qualche anno prima. L'azienda è cresciuta, è un'azienda familiare, io e mio padre Isidoro, con il quale comunque abbiamo lavorato e collaborato per raggiungere tutta una serie di obiettivi, fra i quali c'era proprio un obiettivo di sostenibilità. Infatti con l'annata 2018 si è arrivati alla prima certificazione biologica, quindi siamo un'azienda orgogliosa e fiera di essere tale. Una scelta complessa e difficile, però che comunque ci dà grandi soddisfazioni. È una scelta legata sicuramente alla qualità del prodotto, a quello che c'è dentro, ma anche alla sostenibilità in senso più ampio, a tutto quello che è la vita in azienda, alla sostenibilità nei confronti del nostro consumatore, di coloro che apprezzano i nostri vini, ma anche di tutti coloro che comunque collaborano con noi. Vogliamo essere sempre più naturali, sempre più green, sempre più sostenibili. È un po' un focus, un obiettivo che ci siamo posti e l'abbiamo raggiunto. Questo è per noi una grande soddisfazione. Oggi vi presento uno dei nostri vini bianchi più importanti, in qualche modo il punto di arrivo di un lavoro, il punto di arrivo di una vita in qualche modo. È il nostro Coglio Riserva, un bianco, un Coglio, semplicemente Coglio uguale vino bianco, fatto con le varietà autoctone, quindi Coglio per eccellenza, fatto con Friulano, Ribolla e Malvasia, quello che in qualche modo è la nostra tradizione. Per noi è un punto di riferimento, è un vino ricco, elegante, di grande struttura, di grande complessità. Ed è anche un vino in qualche modo che riesce a dimostrare la capacità di maturare, di invecchiare, di involversi del Coglio, cosa che comunque contraddistingue soltanto i grandi territori. Il Coglio lo è. Sì, sì. Vi aspettiamo.